Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti al campo sportivo comunale Tommasi Follina. Le formazioni sono all'uscita degli spogliatoi pronti ad entrare in campo. Formazioni che sono per la Lia Piave il numero 1 Casaburo Alessio, il numero 2 Piccoli Filippo, il numero 3 Baldoni Edoardo, numero 4 Minato Gianmarco, numero 5 Izzo Matteo, numero 6 Battagliotto Pietro, numero 7 Bonan Riccardo, numero 8 Cescon Vanni, numero 9 Vettori Samuele, numero 10 D'Andrea Tommaso e numero 11 Grando Daniel. Agli ordini del signor Salamone Umberto, che può disporre in panchina anche del numero 12 Buzzalla Gabriel, numero 13 Baccicchetto Francesco, numero 14 Davanzo Tommaso, numero 15 Baldoni Leonardo, numero 16 Spinato Pablo, numero 17 Scribano Piercarlo, numero 18 Bassetto Alessandro, numero 19 Sciuto Domenico. Risponde il Dolomiti Bellunesi con il numero 1 Mezzomo Cristiano, numero 2 Mioranza Gabriel, numero 3 Hakpam Denzel, numero 4 De Toffol Alessandro, numero 5 Darold Alessandro, numero 6 Mezzacasa Pietro, numero 7 De Paris Mattia, numero 8 Galliani Manuel, numero 9 Franzin Sebastiano, numero 10 Marcon Gabriel e numero 11 Da Pos Enrico, allenati da Baldisseri Simone. In panchina per la Dolomiti Bellunesi numero 12 Guolla Diego, il numero 13 Fiorenzo Andrea, numero 14 De Toffoli Davide, numero 15 Fedele Stefano, numero 16 Arrigo Riccardo, numero 17 Bergamin Leone, numero 18 Corte De Checco Lorenzo, numero 19 Rubineto Tommaso, numero 20 Gustato Nicolò. Ecco la discesa in campo delle formazioni guidati dalla terna arbitrale. Il primo all'arbitro il signor Brisotto Rocco della sezione di Conegliano, coadiuvato dai due assistenti, il signor Clevis Ismalai e il signor Colledan Simone, sempre della sezione di Conegliano. Sta piovendo un po' più insistentemente, le formazioni si stanno posizionando davanti per il saluto del pubblico, accompagnati dai giovanissimi calciatori della Follinese. Speriamo che sia solo una nuvola passeggera e di goderci questo spettacolo qui oggi pomeriggio a Follina presso il campo comunale Tommasi per questa finale della quarta edizione del trofeo Michelutto Gioacchino. Ecco le due formazioni. In maglia bianca la Dolomiti Bellunesi, in maglia giallo-blu il Lia Piave. Seguiti gli inni, fischio dell'arbitro. E attendiamo solamente gli inizio. Escono i giovanissimi, i ragazzini. Classico rito della monetina. Inizierà a dare il calcio d'inizio il Lia Piave, che se non ho capito male giocherà alla nostra sinistra. Così è già sistemate la formazione del Dolomiti Bellunesi alla destra dei vostri teleschermi. Diretta streaming della Veneto Globe, del Streaming Sport e del Forma Communication. Calcio d'inizio come dopo poc'anzi dato da Lia Piave sulla palla Vettori Samuele, due tempi da 30 minuti e si inizia. Prova a dare in profondità subito il Lia Piave a cercare Bonan Riccardo, palla lunga rimessa laterale per il Dolomiti con De Toffoli. Sbaglia l'appoggio, ne approfitta Elia, tiene palla Izzo,
un po' troppo egoista, la perde, ma l'ultimo tocco è del Dolomiti. Riprende il Lia Piave, insiste nella sua azione d'attacco, palla messa fuori nuovamente dal Dolomiti. Sulla tre quarti campo Minato, prova il rilancio lungo il centro, palla che finisce fuori, calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo per il Lia Piave. Iniziata da pochi minuti. Al centro un groviglio di teste e di gambe, nulla da fare, libera la difesa del Dolomiti. Contropiede per la squadra di Baldesseri, palla che finisce fuori, fermato da Bonan. Rimessa laterale per il Dolomiti Bellunesi. Continua l'azione del Dolomiti, va al centro, chiude bene la difesa con Piccoli, che manda la palla in fallo laterale. Fiorenzo si gira, entra in area, prova il cross stoppato da Cescon, riprende la palla Mioranza, difensore avanzato. Marcon per il Dolomiti, nuovamente Baldoni a difendere le retroguardie del Lia Piave. Rimessa laterale per il Dolomiti, palla in area, attenzione ai contrasti, torna fuori, cross lungo, ci prova di testa De Paris, ma la palla finisce in fondo al campo, anzi finisce direttamente in fallo laterale. Riprende la palla momentaneamente il Lia Piave, batti e ribatti in centrocampo, contropiede del Lia Piave con Grando che va a lanciare Vettori. Vettori entra in area, si gira, cerca l'appoggio dei compagni, giusto sul fondo a lanciare nuovamente Grando, palla che finisce in fondo. Rimessa per il Dolomiti Bellunesi con Guolla Diego sulla palla. Si ricostruisce l'azione dal fondo. Cerca un varco il Dolomiti. Nulla da fare, no, invece errore in difesa di Battiotto. La palla che va a finire sui piedi di De Paris. Si porta il limite dell'area, entra deciso, va il tiro, palo. Ha preso il palo De Paris. Prima occasione buona per il Dolomiti Bellunesi, con De Paris con una bella azione, è entrato in area, tiro, ma la sfortuna ha preso il palo, la palla finita fuori. Riparte il Lia Piave, lancio lungo, controlla il Dolomiti, ma riprende palla Cescon, indietro per Battagliotto, scivola Grando, palla che finisce fuori, torna bianca. Occasione al quarto minuto, non abbiamo i tempi ufficiali, dovrebbe essere al quarto quinto minuto. Occasione per il Dolomiti Bellunesi con De Paris che va a colpire il palo. Si ricostruisce l'azione il Lia Piave, fallo. Si intensifica nel frattempo l'acqua che scende. Riparte il Lia, un Grando a cercare Vettori troppo lungo, palla che torna nelle mani del portiere del Dolomiti. Batti ribatti in centrocampo,
D'Andrea su Cescon, una buona tenuta di palla. Elia, lancio in profondità, bella la finta di De Toffel. L'arbitro dice che è andato a spingere, a toccare l'avversario. Ah no, rimesso laterale per il Lia Piave. Difende la palla vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Riparte in avanti, non ci sono maglie bianche, quindi facile il controllo per il Lia Piave. Minato, palla fuori, rimessa per il Lia Piave. Prova dal fondo il Lia, all'interno ci mette una pezza il portiere Guolla ad anticipare Bonan, che è a terra ma sembra dolorante. Avanza il Dolomiti, palla fuori. C'è un giocatore a terra nella porta del Dolomiti. Si tratta di Bonan, che deve aver ricevuto un colpo nell'azione precedente. L'arbitro si sta accertando, chiama i sanitari. Non è stato un contrasto di gioco. Si rialza Bonan, assistito dal suo staff. Torniamo dal lato opposto. Intanto qui la pioggia è sempre più intensa. Rimessa laterale per il Dolomiti. Sventaglia via il Lia. Contropiede per il Lia Piave a metri davanti sé. Viene fermato Vettori. Guarda la mia postazione, la situazione si fa complicata. Rimessa dal fondo. Rilancio del Dolomiti, prende Lia con Cescon. Conquista la palla però il Franzin, rilancio lungo, troppo corto per andare in cerca di Marcon. Palla in fondo, lo riprende Casaburo che rilancia l'azione del Lia. Errore in difesa, subito prontamente recuperato. Bonan, anticipato nuovamente De Paris, al centro, manca l'aggancio. Anche all'aggancio il compagno di squadra. Si tratta del numero 10, Marcon Gabriel. Rimessa dal fondo. Bonan ce la fa tenere la palla in campo, sì. Cross in centro per D'Andrea, si gira, tira ma fuori dallo specchio della porta. Passati quasi 15 minuti.
Fa ripetere la rimessa l'arbitro. Lotta in centrocampo, riconquista la palla il Dolomiti, se la porta indietro da Rold su De Toffel. Va il tiro e il gol del Dolomiti. Adesso appena ho il numero che... Dolomiti Energia che è andato a segno con il numero 13 Fiorenzo Andrea. 1-0 per il Dolomiti. Bellissima l'azione, tiro da fuori aria, va a sorprendere il portiere con un pallonetto e porta in vantaggio il Dolomiti Bellunesi. Gol di Fiorenzo D'Andrea. Diciamo che il Dolomiti sta lasciando che l'Elia faccia il suo gioco, poi nel momento opportuno prova l'azione di contropiede sorprendendo l'avversario e andando, come in questo caso, a castigarlo pesantemente con il gol. Qualche problema anche per palla sul fondo, riparte il Dolomiti, no perdon, riparte il Lia Piave. Nuovo controllo di De Toffel, palla che finisce fuori. Rimessa laterale per il Lia Piave, già effettuata. Calcio di punizione, Dolomiti che si porta in attacco, non è di questo parere, allarga su mezza casa, sbaglia l'appoggio contropiedi di D'Andrea, fermato fallosamente e c'è anche l'ammonizione da parte, dovrebbe essere di mezza casa, ha fermato l'avversario in contropiede. Calcio di punizione, dalla tre quarti, molto lontano, se ne incarica Grando Daniel. Vediamo se non è presumibile che cerchi un tiro dalla così lunga distanza, molto probabilmente un tiro al centro, cercare l'appoggio dei compagni, fischia l'arbitro, così è, va in centro, cerca la testa degli avversari, libera la difesa dell'Ia, spazza, non ci sono maglie bianche nell'altra parte del campo. Si riparte. Fallo laterale, rimessa per il Dolomiti Bellunesi. Batti e ribatti, palla che finisce a lato.
sempre ben chiuso ogni azione dalla difesa del Dolomiti. Ricordo Dolomiti in vantaggio 1-0, gol di Fiorenzo D'Andrea. Entra in campo Elia, no, in aria, pardon, Elia. Spazza nuovamente il Dolomiti che ha solamente da mandare la palla lontano dalla propria area. Non ci sono maglie dei compagni, pertanto il gioco si ricostruisce dalle retrovie con Elia Piave che cerca l'azione buona per andare a pareggiare. L'arbitro dice, il collaboratore dell'arbitro dice la palla è finita a lato. Mister Baldesseri dalla panchina continua a dire ai suoi di giocare, dobbiamo giocare la palla, non solo buttarla via. Manca ancora tanto tempo, non possiamo permettere agli avversari di fare il loro gioco. Continua Elia Piave con un'azione sul fondo, anticipato da De Toffel che tiene la palla in campo. Dal lato opposto la chiama De Paris, la riceve, cerca di anticiparlo e così ce la fa Bonan. Bonan appoggia su Minato. Minato fa tutto da solo, Minato, e perde la palla. E poi va nuovamente a ribroccare l'azione Bonato. Bonan. Rimessa laterale. Lunga. Spinta, dice l'arbitro, di Franzin. E azione buona con D'Andrea, anticipato, riprova Minato a riprendere la palla. Ci crede Marcon, palla troppo lunga, arriva nelle mani di Casaburo Alessio per Elia Piave. Piccoli. Minato, palla scivolosa, finisce fuori. La chiama Franzin, l'appoggia al centro, anticipato da Cescon. Cescon a liberare su Grando. Grando nuovamente a triangolare su Cescon, fermato dai difensori del Dolomiti. Prova dall'altro lato. Franzin. Franzin la appoggia male su Grando. Tentativo di semirovesciata. De Toffel blocca l'azione dell'Elia Piave. Siamo oltre il 20esimo. Partita sostanzialmente corretta, parte un paio di falli, di cui uno tattico. Dolomiti, Bellunesi che riprovano l'azione, va a tentare il contropiede con Marcon. Marcon da questa parte De Paris, vediamo se lo serve. Lancon prova il tiro, aveva De Paris che prova il tiro, finisce fuori. De Paris non è molto contento, ero qui libero. Si riparte dal fondo con, sempre con Casaburo. Rimessa laterale per il Dolomiti. Fallo su Bacicchetto.
Rimessa laterale del Lia, spinta di Mioranza. L'arbitro ha qualcosa da dire alla panchina del Lia Piave. Tutto il Lia Piave, a parte il portiere, nella metacampo del Dolomiti. Un po' fuori posizione il portiere, quasi in centrocampo. Cross in centro, va a sbagli, palla scivolosa e Cescon da pochi metri non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Rimessa dal fondo con Guolla, Diego. Non fa un rinvio lungo, la gioca sul difensore. Ha un bello scatto, Marcon viene fermato a munizione anche per un giocatore del Lia Piave. Calcio di punizione sulla palla Galliani, che si sta sistemando gli scarpini. Questa volta è il Dolomiti che ne approfitta tutto nell'area del Lia Piave. Non c'è il lancio diretto in porta, se la giocano. Fiorenzo sul fondo, va il cross al centro, gli rimbalza davanti a Casaburo la palla, però è di facile controllo. Riparte il Lia Piave con Minato. De Toffol blocca la palla per De Paris. A rilanciare l'azione dal retro, controlla la difesa, l'appoggia male nuovamente Marcon per il Dolomiti su Mioranza. Galliani, Marcon, non c'è fallo, dice l'arbitro. Il campo sta diventando anche abbastanza scivoloso. Recupera, vediamo se ce la fa a recuperare De Toffol. Riesce a recuperare in velocità su Vettori. Si gira, tiene la palla in campo, ma la palla la riconquista Lia Piave. Nuovamente batti e ribatti. Dolomiti Bellunesi che va a riconquistare con De Paris lancia lungo, Marcon non aggancia bene, facile presa per Casaburo. Baldoni perde palla nuovamente Lia. Franzin la tiene in campo Minato. Franzin ha dato il fallo sul capitano del Dolomiti Bellunesi. Calcio di punizione, se ne incarica Darolda Alessandro. Palla a spiovere in no, palla tesa, prova dalla distanza Fiorenzo, palla che finisce a lato. Rimessa laterale per il Lia Piave. De Paris, palla che finisce fuori nuovamente, palla sempre per il Lia. Minato per la rimessa. Fallo sull'attaccante del Lia Piave. A questo punto calcio di punizione da posizione molto interessante per Lia Piave.
L'arbitro dice attendere il mio fischio. Se va a piazzare la distanza della barriera, 2 soli giocatori in difesa. Sulla palla Grando Daniel per il Lia Piave. Cross al centro, libera la difesa delle Dolomiti Bellunesi. Franzin, fallo sul giocatore in maglia bianca. Lancio lungo in profondità, anticipa il Lia. Nuovamente la palla in area delle Lia Piave, ma Casaburo non ha difficoltà a controllare la palla. Batte in centrocampo, riparte il Lia Piave con D'Andrea. Palla per Bonanna, prova in centro, fermato da Galliani. Ci sono alcune proteste per un tocco del braccio, l'arbitro ha giudicato involontario. Contropiede di Grando, Grando arriva al limite dell'area, prova il tiro, intercettato da Mezzacasa che per un pelo pasticciava prendendo il proprio portiere in contropiede. Palla che finisce sul fondo, secondo calcio d'angolo per il Lia Piave. Prova in centro, libera la difesa. Nuovamente De Toffol, lanciare lungo, Minato, onnipresente. Dal fondo Casaburo libera ma non ha un'azione convincente. Prende palla Bonanna, entra in area, appoggia male il piede, palla che va a finire sul fondo. Nulla da fare, si riparte con la rimessa dal fondo di Guolla Diego. Va sulla destra, manca l'aggancio Mioranza, permette al Lia Piave di ripartire, entra in area da Paus. Nuovamente palla in fondo per il calcio d'angolo. Siamo 3-0 per i calci d'angolo per quanto riguarda il Lia Piave. Centro, nulla da fare, troppo lunga, palla che finisce a girare, finisce direttamente sul fondo. Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Controlla anche l'arbitro, controlla, dice un minuto, ancora un minuto, dice. Controlla dal POS, De Paris per Franzin in centro, c'è un tocco irregolare da parte di Izzo. Calcio di punizione con Franzin sulla palla. Altra situazione interessante per il Dolomiti Bellunesi, che sono in vantaggio 1-0 con gol di Fiorenzo Andrea. Vediamo sulla palla Franzin Sebastiano. Va direttamente in porta,
La svirgola Casaburo, è fortunato nel rimpallo, palla che viene mandata fuori e l'arbitro dice che per il primo tempo può finire così e manda i giocatori negli spogliatoi per un tè caldo. Bentornati al campo comunale Tommasi di Follina per questa finale della quarta edizione del trofeo Gioacchino Michelutto, categoria giovanissimi, di fronte il Lia Piave in maglia azzurra contro il Dolomiti Bellunesi. Primo tempo che si è concluso col Dolomiti Bellunesi in vantaggio 1-0 con un gol di Fiorenzo Andrea, un bel pallonetto che ha sorpreso il portiere del Lia Piave. Lia Piave che non ha giocato male, anzi ha fatto per gran parte del tempo la partita, dopodiché il Dolomiti ha approfittato dello svarione difensivo di alcune occasioni e in un contropiede è andato in vantaggio. Secondo tempo in cui le strategie tecniche della squadra di Salamone e Umberto Lia Piave dovranno essere messe in campo per cercare di ribaltare il risultato, sempre che comunque anche il Dolomiti Bellunesi abbia modo di contrastare quelle che sono le azioni degli avversari. 30 minuti, il tempo qui è veramente invernale, siamo al 10 di giugno ma sembra di essere al 10 di novembre. Riparte con sulla palla Franzin Sebastiano, il capitano del Dolomiti Bellunesi. Non molliamo, dice De Paris, che ha anche colpito un palo. Si riprende a giocare. Lancio sul fondo del Dolomiti con Franzin dentro in area, va però Battagliotto a recuperare la palla, la manda oltre la rete, fallo laterale, rimessa si incarica Marcon Gabriel della rimessa, prova a lanciare De Paris, così e no, lascia Franzin, va in centro per Fiorenzo, nulla da fare, contropiede dell'Ia con Vettori bloccato sulla tre quarti, riconquista però la palla Elia, cerca di costruire l'azione dal fondo. Baldoni stoppato da Marcon, di nuovo De Paris attivissimo, non riesce però a evitare che la palla fischia l'avversario, riconquista però la difesa del Dolomiti. Si riparte con De Toffoli Davide, lancio lungo, Galliani a difendere, palla per Guolla, fallo su De Toffol da parte di Grando, è entrato un fallo gratuito. Si rialza De Toffol, si accerta del suo stato anche Franzin. Fiorenzo vede un varco dall'altro lato, non la intercetta Elia, lo fa adesso. Fiorenza il numero 16 Pietro Mezzacasa,
fallo laterale, rimessa per il Lia Piave. Cerca i compagni di squadra, trova in Grando, palla fuori, nuovamente rimessa per il Lia, guadagna qualche metro. Nel frattempo ha smesso di piovere, si è anche aperto un po' di le nuvole, almeno di goderci questo secondo tempo un po' più tranquilli. Piccoli, lungo, cerca di approfittarne Vettori. D'Andrea sulla palla, cross al centro, libera nuovamente Marcon, manda in fallo laterale. Insiste come nel primo tempo la sua azione, c'è una sostituzione nelle file del Lia Piave. Esce il numero 10 Marcon ed entra il numero 19 Rubinetto Tommaso. Marcon Gabriele lascia il campo per Rubinetto Tommaso. Prima sostituzione della partita. Spalla in centro, non se ne vede la difesa. Cross debole, palla per Guolla, senza problemi. Riparte al fondo. Marcon. Guolla. Fa pressing Lia Piave. Riprende la palla sulla tre quarti, Minato. Cescon prova a cercare D'Andrea, intercettato. Franzin a lanciare, non se ne vede della palla. Non se ne vede la palla, Marcon la stava cercando. Rimessa per il Lia. Dal POS, attivo su moltissimi palloni. Marcon. Si gira cerca un varco, si gira Grando, cercava un varco, palla fuori. Rimessa laterale con Marcon Gabriel, proprio da sotto la mia postazione. Galliani. De Toffoli. Avevo detto che stava uscendo il sole, qualcuno mi ha ascoltato e ha ripreso a piovere copiosamente. Sono passati poco più di 5 minuti. Questo secondo tempo tra il Lia Piave in azzurro e il Dolomiti Bellunesi in bianco. Quest'ultimo in vantaggio 1-0 con gol di Fiorenzo nel primo tempo. Nulla da fare, c'è un po' di da fare sul lancio lungo del Lia Piave. C'è qualche rumoreggiare sia dalla panchina che anche dagli spalti. Nuovamente Marcon con Fiorenzo. Prende palla Grando. La perde dal POS, prova a vincolarsi, spinto da Baldoni. Lancia subito Franzin. Arriva fino quasi alla bandierina del calcio d'angolo, tiene la palla in campo, prova un cross abbastanza improbabile, ma quasi gli andava quasi bene visto che l'avversario è scivolato, conquista la palla a mezza casa, campo estremamente scivoloso, d'altronde sta piovendo copiosamente da quasi un'ora. Altra sostituzione, esce per il Lia Piave il numero 7 Bonan ed entra il numero 18 Bassetto. Ah, pardon, prima ho letto una cosa sbagliata, non era il Dolomiti ma era il Lia Piave che ha messo in campo Sciuto Domenico. Sciuto Domenico al posto di D'Andrea per il Lia Piave nella sostituzione precedente. Perdonate l'errore, ma anche per noi le condizioni in questo momento di commento non sono facili, visto il tempo. Si prepara anche il Dolomiti ad una sostituzione. Vediamo lo staff tecnico in panchina con i numeri alla mano.
Lia Piave che lotta assiduamente in centrocampo, fallo su Mioranza. Marcon da Pos, sbaglia l'appoggio, rimessa laterale con Bassetto Alessandro, no, rimessa di Marcon per il Dolomiti, appoggia sbagliato il Guolla, non ne approfitta Lia Piave, dal tempo al Dolomiti di riorganizzarsi. Fiorenzo su dal Pos per Franzin, cerca di mettere in movimento Fiorenzo, non riesce la triangolazione, nuovamente come l'azione precedente con Galliani su dal De Paris, De Paris se l'allunga troppo e commette fallo, viene anche ammonito De Paris. Non abbiamo il conto in cartellini, ma se non sbaglio sono già 5, 3 per il Lia Piave e 2 per il Dolomiti. Sostituzione, anzi doppia sostituzione per il Dolomiti. Escono Darold e De Paris ed entrano in campo col numero 16 Arrigo Riccardo e col numero 11 dal Paus Enrico. 2 sostituzioni per parte. Vediamo cosa cambierà nello schema tattico di entrambe le squadre, con il Lia Piave che continua, insiste nell'azione d'attacco, d'altronde non può giocare di aspettativa avendo un gol da recuperare, ma siamo all'incirca alla metà del secondo tempo. Rimessa con Cescon Vanni, calcio d'angolo, pardon. Cross al centro, colpo di testa, non incisivo, prova nuovamente De Piccoli a rimetterla, palla sul fondo, pericolo scampato per il Dolomiti Bellunesi. Guolla, De Toffol, Fiorenzo, Galliani, sbaglia, taglia troppo lunga, pardon, e va in fallo laterale. Contropiede, nulla da fare, palla in terreno scivoloso, controllo imperfetto, Minato. Anche questa volta stoppato dalla difesa con Galliani. Rimessa laterale nuovamente per il Lia Piave. Palla sul fondo. Quinto calcio d'angolo per il Lia. Palla in centro, libera bene la difesa, lancio lungo di Dal Paos dove non c'è nessuno, ma è per dare il tempo alla squadra di riorganizzarsi. Attenzione al contropiede perché sono 2 del Lia e 4 del Dolomiti. Fa bella difesa il Lia. Salto di Marcon che ha preso un colpo alla schiena su un rene. Nel contratto precedente è andato in anticipo sull'avversario.
Tutto a posto. Una botta per Marcon Gabriel. Contrasto precedente in anticipo sull'avversario. L'arbitro lo invita a uscire momentaneamente dal campo per prendere fiato. Qui che si massaggia la schiena. De Toffol. Tira, fallo di Ross, fallo di Grando, già munito precedentemente, e espulso Grando, e purtroppo non ci voleva per il Lia Piave, che già sotto di un gol si ritrova anche a dover giocare metà del secondo tempo con un uomo in meno. Ammonito anche Galliani. Galliani per il fallo e Grando per la reazione. Cescon Vanni sulla palla. Palla in centro. Altro fallo, altra munizione. Ammonito Baldoni, che è dato a trattenere l'avversario sulla ripartenza. Era un contropiede nettamente in vantaggio Dolomiti. Baldoni è dato a prendere la maglia dell'avversario. Galliani sulla palla. Non sta uscendo dal campo Grando, l'arbitro. Palla questa volta in calcio d'angolo per il Dolomiti. Due espulsi per il Lia Piave. Sono praticamente rimasti in 9. Insiste il Dolomiti, che a questo punto con 2 uomini in vantaggio non dovrebbe avere grossi problemi a controllare questi ultimi 10 minuti e poco più di partita. Ci riprova Elia. Fa bella guardia alla difesa del Dolomiti. Marcon. Contrasto tra Marcon e Minato. Tutto regolare. Spallata su Franzin. Partita che sta facendo un po' più spigolosa rispetto al primo tempo. Fallo su
Fallo su Izzo, non applica il vantaggio l'arbitro, fa battere la punizione alla Lia. Palla a spiovere in centro dell'area. Attenzione al batti e ribatti, la manda fuori direttamente il Dolomiti. C'è un nuovo cambio, esce il numero 9 Franzin Sebastiano ed entra il numero 18 Corte De Checco Lorenzo per il Dolomiti Bellunesi. Rimessa con Minato. Cambio è effettuato. Palla in centro ancora comandata tenuta palla dalla Lia. Nonostante i due uomini in meno, sta tenendo un buon possesso palla. De Piccoli. Pensa a Casaburo a recuperarla. Prova il lancio lungo il portiere del Lia. C'è un po' un batti ribatti senza schemi particolari di gioco. Fallo sul giocatore del Lia. L'arbitro dice attendere il mio fischio. Parte il tiro. Attenzione, batti, ribatti in aria, sbaglia. Cercava la rovesciata. Ha cercato la rovesciata De Piccoli. È andata male, sarebbe stato un gol veramente bellissimo. Riparte Guolla. Appoggia su Marcon. No, Marcon è di qua, eccolo qui Marcon. Fallo su di lui da parte di Bassetto. De Toffol. Guolla fa pressing altissimo il Lia. Cescon. Fallo, Cescon nuovamente sulla palla, manda tutti i suoi dentro in area. Va alla battuta, palla dentro, l'appoggio di Piccoli, si ritrova la palla sulle spalle, batti e ribatti, nuovamente Piccoli sulla palla. Cescon per il centro, libera la difesa del Dolomiti che da quando sono in due in più sembrano più in affanno. Nuovo calcio d'angolo, sesto calcio d'angolo per Lia Piave. Battuto, il centro, il tiro e il gol! Il pareggio di Izzo Matteo per Lia Piave. Il pareggio di Izzo, batti e ribatti, con due uomini in meno il Lia si è reso più pericoloso e a praticamente 6 minuti dal termine la partita torna in parità
Ovviamente se si finisce in parità si va ai calci di rigore. Nuovo cambio per il Dolomiti. Entra Gustato al posto di Fiorenzo, l'autore del gol del Dolomiti. Arcigna insistente l'azione dell'Ia. Ha tirato fuori il carattere proprio nel momento decisivo. Continua l'azione d'attacco, sembra non riuscire a contrastare gli avversari il Dolomiti nonostante i 2 uomini in più. Uno a uno al gol di Fiorenzo nel primo tempo. Ha risposto Izzo a poco meno o poco più di 5 minuti dal termine. Lasciato. Insiste Elia, insiste. Cescon, rovesciata, che questa volta però non va a impiaurire Guolla. Va a lanciare Marcon. Marcon su Fedele. E sul fondo per De Corte De Cecco. Lì fa buona guardia Minato. C'è un batti e ribatti, palla che finisce fuori, rimessa per il Dolomiti. Mancano poco più di 2 minuti al termine, salvo recupero. Rimessa nuovamente per il Dolomiti Bellunesi. Entra in area. Attenzione al tiro. Va a finire fuori. Occasione a poco più di 2 minuti dal termine per il Dolomiti. Rilancio lungo. Contropiede con uno scatto di Vettori. Vettori che conquista comunque il fallo laterale. Prova la rimessa lunga Lia, così è, fino in centro all'area. C'è uno svirgolamento. Il contropiede fermato da Piccoli regolarmente. Sono in vantaggio il Dolomiti Energia con il tiro dal post da posizione dal Paus. Ci sono commenti, cioè, poteva giocarla un po' meglio secondo anche la panchina e i compagni di squadra. Attendere l'avvantaggio, erano comunque in vantaggio, attendere l'arrivo di altri compagni, erano comunque in vantaggio. Lia Piave che va a far rimettere dal fondo. Controlla il tempo l'arbitro. Punizione per il Lia. Dentro in aria. Libera Galliani, cerca di evitare il fallo laterale, non ci riesce. Ancora Vettori che ha una rimessa molto lunga con le braccia. Cercare di mandare la palla più dentro possibile. C'è praticamente tutto il Dolomiti Bellunesi nell'area. Dentro, libera il Dolomiti, riconquista il Lia. Scatto di Marcon. Una bella falcata, si porta al limite dell'area, cross per Corte De Cecco, va al centro, la respinta di Casaburo.
a salvare il risultato con Fedele si accentra, prova il centro, va dentro in area Galliani, stoppato, riparte l'azione. Corte De Cecco in centro, nulla da fare, riprende la palla Bassetto per il Lia, va a liberare nella parte dove non ci sono compagni di squadra. Nuovamente in vantaggio con Arrigo Riccardo, palla in centro che comunque non va a impensierire Casaburo Alessio. Rimessa dal fondo. Lunga, quasi campanile, la prende Marcon, riconquista la palla il Lia, che poi si va a prendere anche il fallo laterale sulla rimessa. Nel contrasto Marcon è rimasto a terra. Rimessa, nuovamente il Lia tiene palla, se ne rammarica De Toffol. Batti e ribatti, palla che va a spiovere in area del Lia Piave. Fedele sulla palla, si gira, arriva anche Marcon, cross al centro, libera la difesa, prova il tiro dalla distanza. De Toffoli, nulla da fare, palla in fallo laterale, in fondo campo. Ci si avvicina in zona rigori. Rimessa dal fondo. Salta i giocatori del Dolomiti. Un po' un flipper in centrocampo. Riparte il Dolomiti. E ci pensa Casaburo a bloccare l'azione. De Toffol, ma non fa altro che rimetterla fuori. Palla per il Lia Piave. Ancora rimessa laterale per il Lia Piave con Minato Gianmarco. Sta conquistando metri su metri il Lia Piave a son di rimesse laterali e adesso si porta vicino all'area di rigore del Dolomiti Bellunesi. Lunga dentro, c'è un fallo sul precedente contrasto. Gioca sul portiere, ricostruisce l'azione dal fondo il Dolomiti. C'è un fallo segnalato dall'arbitro, signor Brisotto Rocco. Battagliotto. Siamo oltre 3 minuti di recupero e si va ai calci di rigore. Si va ai calci di rigore. Con 2 uomini in meno Lia Piave è riuscito in
in finale di secondo tempo, con un gioco arcigno e ben studiato a rimettere in parità la partita. Primo tempo gol per il Dolomiti Bellunesi di Fiorenzo Andrea, ha risposto Izzo Matteo per il Lia Piave. E adesso, per decidere chi vincerà questa quarta edizione del trofeo Gioacchino Michelutto, adesso con il regolamento ci saranno i calci. Adesso si va ai calci di rigore. I direttori di gara, se possibile, di far calciare i rigori della porta. Sembrano ormai decisi i rigoristi sia da una parte che dall'altra. Vediamo gli atleti che stanno, e chiaramente il resto della squadra starà nel cerchio del centrocampo. Ricordo, partita trasmessa in diretta con qualche problema tecnico dovuto alle condizioni climatiche qui a Follina da Streaming Sport, Forma Communication. Siamo nelle fasi finali, ossia i calci di rigore, la famosa lotteria dei calci di rigore. Guolla è lì sconsolato nella tre quarti, il portiere del Dolomiti. Si sta arrivando anche Casaburo. C'è il sorteggio per decidere chi inizierà i rigori. Tutto è pronto, la terna arbitrale va presso la porta alla nostra sinistra. Primo a tirare i rigori dovrebbe essere Gustato Nicolò del Dolomiti Bellunesi, che si sta portando verso gli 11 metri. Primo rigore per la Dolomiti con Gustato sulla palla. Gustato contro Casaburo. L'arbitro che va a fare le raccomandazioni ad entrambi i portieri. Ci siamo. Primo rigore. Parte Gustato e gol. Si porta adesso per il Lia Piave. Con numero 5 Izzo Matteo contro Guolla Diego.
c'è sempre stata discussione sulla formula dei rigori. Parte Izzo, la sbaglia, parata da gol. C'è sempre stata la discussione se uno e l'altro, c'era l'opzione A, BB, AA, cioè prima tira uno, poi tira l'avversario, poi ripete un altro rigore all'avversario, in modo da chi tira prima ha un leggero vantaggio quantomeno psicologico. Sulla palla adesso Galliani Manuel per il Dolomiti. Galliani contro Casaburo. Non sbaglia Galliani. E la volta per il Lia di Cescon Vanni. Cescon Vanni contro Gualla. Facile, spiazza il portiere e va a segno Cescon Vanni. Sulla palla adesso per il Dolomiti Bellunesi dal Paus Enrico. Prende la rincorsa dal Paus e va a segno. Dal Paus va a segno. Si porta sul dischetto per il Lia Piave. Vettori Samuele. Vettori Samuele, rincorsa anche per lui, spiazza il portiere e va a segno. 3-2 per il Dolomiti. Arriviamo ai rigori decisivi. Corte De Checco Lorenzo per il Dolomiti Bellunesi, messo in campo proprio negli ultimi minuti da mister Valdessari, forse con la propensione al rigorista. Sbaglia, la sbaglia. No, non gliel'ho tirato, entro la professione al rigorista. La para Casaburo. E adesso sui piedi di Piccoli la possibilità del pareggio. Filippo Piccoli. Con quella rovesciata mancata durante la partita. Parte Piccoli e segna. Ristabilisce la parità. Quinto rigorista per il Dolomiti. Con De Toffol Alessandro. Parte De Toffol e la mette, imparabile per Casaburo. Siamo con Battaiotto Pietro per il Lia Piave. Il peso del anche psicologico, rigore decisivo, cominciamo a essere decisivi. Parte la
Calda, sbaglia Battaiotto e vince il Dolomiti Energia, il quarto trofeo Gioacchino Michelutto qui da Follina. Ricorda un po' quel famoso rigore di Roberto Baggio ai mondiali del 1994, l'ultimo rigorista, la palla è finita in tribuna. D'altronde si chiama lotteria dei rigori non a caso, la tensione, hai tutto lo stadio che ti guardi, i compagni, quant'altro, gli avversari che da una parte pregano che tu sbagli e i tuoi compagni che speri. Questo è lo sport, c'è la gioia di chi vince e purtroppo anche l'amarezza di chi vede sfumarsi all'ultimo momento un risultato. Tra poco la cerimonia di premiazione. Vittoria ai rigori del Dolomiti. Ora l'appuntamento con la premiazione alle 7:10. Qui fuori se il tempo dovesse reggere, altrimenti nella sala espositiva del comune da presso. Premiazione che verrà effettuata tra all'incirca una quindicina di minuti. Le due squadre in campo che si salutano con Dolomiti Energia, felice di questa vittoria ai calci di rigori. Siamo con il segretario della Follina, del settore calcio del Follina, D'Agostino. Insomma, una partita ben riuscita, un bel trofeo, una partita che ha dato emozioni fino all'ultimo momento, una gioia averla organizzata. Sì, diciamo che arriviamo con questa alla quarta edizione, ci ha sempre dato grandi soddisfazioni, un peccato un po' per il tempo meteorologico oggi che ha creato qualche difficoltà, però anche per quest'anno devo dire che le squadre si sono divertite, i giocatori sono contenti, il pubblico c'è stato, ha risposto presente, quindi grande soddisfazione da parte dei organizzatori. Quindi una bella organizzazione che si ispira per arrivare anche alla quinta edizione il prossimo anno e organizzare anche qualcosa in più. Ma certamente la quinta edizione è un must, cercheremo di trovare, come abbiamo fatto finora, qualche espediente per aumentare la competitività e l'interesse della manifestazione. C'è forse qualche idea che circola sotto banco, però ancora non si può rivelare niente. Parlando anche della vostra società, come sta andando il vostro settore, le vostre squadre, i vostri atleti in quest'annata, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano di formazione? Beh, quest'anno è stata ancora un'annata di collaborazione con la Cisonese, intanto che ringrazio. È stato un anno impegnativo, comunque abbiamo mantenuto il settore giovanile, tutte le squadre del settore giovanile, le iscrizioni sono stabili e sono a livello di quelle ante Covid, quindi grande lavoro per ripartire è stato fatto, però siamo contenti che le cose procedano come vorremmo che andassero. E noi ringraziamo il segretario del Follinese Cisone Valmarino Calcio, D'Agostino, per averci organizzato questo magnifico trofeo e auguriamo di vederci il quinto trofeo però con il sole. Sì, certo, grazie mille e un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Prego.